Ciao ciao Putei. E nonno vi conta, qua, sempre assieme al mio osso che mi controlla e guarda se dico ben e fiabe. E anch'io vi conto e a fiaba dei tre porcellini. Allora, tre porceiti, che aveva deciso di lasciare a casa il papà e la mamma per girare il mondo e così ha fatto. Ha visitato tutti i posti nuovi, paesi sconosciuti, è andato per boschi, per monti e si è divertito anche tanto. Quando che si finì a bella stagione, si è accorto che aveva bisogno di una casetta per stare dentro durante l'inverno. E dopo aver parlato assieme, ha acciappato tre decisioni diverse. Il primo porseetto è disse di costruirsi una casa di paia e così ha fatto. E un giorno solo ha terminato il lavoro e gli era anche soddisfatto e la mirava anche a sua opera perché gli ha detto guarda che ben che sei venuto fuori. Che altri due fratelli non gli ha proprio a provare perché riteneva che la casetta de paia fosse massa fragile. Il secondo porsetto invece ha deciso di farsi una casetta di legno e anche quello in pochi giorni ha tirato su a casa e ha finito il lavoro. Il terzo porsetto però dice siccome che era molto più saggio di che altri due e non ha provato neanche la casetta di legno di che altro suo fratello perché diceva che anche quella non era mai abbastanza sicura. E così infatti ha cominciato a costruirsi una casa fatta di pietre. E cioè i lavori non li ha finiti un giorno, si andai avanti abbastanza perché la costruzione di una vera casa in pietra ha richiesto molto tempo. Comunque, i due fratelli io che avevo invitato a giocare, ma lui imperterrito continuava sempre a costruire questa casetta e che diceva a suo fratello solo quando che verrò a portare a termine la casetta verrò a giocare con altri, ma adesso non posso. E così anche il terzo porsetto dopo un mese che finì la sua casetta. I tre porsetti giocavano contenti da alcuni giorni quando che giunse là nelle vicinanze delle tre casette un lupo. Subito i tre porsetti si rifugiarono dentro e si nascondo ognuno alla sua casa. Ciò per primo il lupo si avvicinò a casa de paia il gadito. Versemi a porta che te devo parlare. Non mi fido di te, ha gadito il porsetto, e mi no che non te verso. E il lupo allora il sgonfà il petto e con un gran soffio ha buttato tutta all'aria a casetta de paia. E il porsetto ha appena fatto in tempo a scampare e si andò a rifugiarsi sulla casetta del suo fratello, quella fatta di legno, e che gli aveva aperto a porta e subito la serata da Drio Deu. E il lupo ci ha gadito i due porsetti. Versime, se no ve butto in aria anche sta casa. Invece ora si aveva perfino posato sulla porta per dentro, ma è stato tutto inutile. Con due sbuffate del lupo, anche a sta casetta di legno è andata su. Per fortuna che due porsetti si riuscì a scampare anche stavolta e andai sulla casa del terzo fratello, che questa era di Piera, che fu prontamente che aperto la porta per subito riserrarla appena che andai dentro. E il lupo tutto infuriato per il doppio insuccesso, non aveva acciappato neanche un porsetto, e urlò i tre porsetti. Versimi a porta, se no butto per aria anche questa. I tre porsetti erano molto impauriti, ma nonostante che il lupo soffiasse con tutte le sue forze, non si riuscì a buttare su a casetta che era fatta di pietra. Te puoi immaginarti il lupo arrabbiato come una bestia e ha deciso comunque di catturare i tre porsetti entrando dal camino. E così
e si arrampicò su per la casa e si andò per il cammin. Però il porseito, che gli era più saggio, gli ha detto a suo fratello di nascondersi e impissare il fuoco del cammin. Ciò, quando che il lupo pensava di essere arrivato in fondo per ciappare i porseiti, invece che trovare una brutta sorpresa. Il fuoco che ha bruciato tutto il pelo e a coda in particolare che si è trasformata come una torcia ardente, potete figurarvi. I porseiti allora gli ha aperto a porta, il lupo si scampa in gran picchiata, andò in cerca di acqua per stuare il fuoco che lo bruciava. Così i tre porseiti gli ha festeggiato perché si scampai del pericolo di essere mangiati. E anche ora, dopo che altri due ha imitato suo fratello, che gli era più saggio, e si è costruito anche ora una casetta di pietre tutti e due. E il lupo non si è fatto più vedere in quei paraggi le tre casette di pietra e sarà ancora sconto in mezzo al bosco. Ciao putei, alla prossima!